Ricette, consigli, interviste ai professionisti e le eccellenze del territorio. Allacciate il grembiule, si parte! Ben ritrovati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Chef, anche oggi tante gustose ma anche belle da vedere, novità da raccontarvi perché parleremo insomma del cibo appunto bello da vedere ma anche della condivisione, per esempio, che va molto di moda, delle immagini del cibo, il cosiddetto food porn, che in realtà non ha niente insomma di particolarmente hot, ma si tratta proprio della volontà di condividere la parte attraente del cibo, un bel piatto succulento che ci fa venire voglia insomma proprio di tuffarci sopra questo piatto molto bello. E quindi parlando di questo fenomeno, quindi della condivisione delle immagini del cibo, di tutto quello che mangiamo, non solo preparato da noi, faremo un po' la storia di questa novità che oggi sui social spopola, ma non solo, e ne parleremo anche con la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, che ci svelerà tutti i lati positivi ma anche i lati oscuri di questo aspetto, a cui diamo il benvenuto. Benvenuta in studio, Claudia. Sì, Barbara, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E invece prima di approfondire questo argomento di oggi, e anzi proprio per dare forse il là al piacere del cibo da mangiare ma anche da vedere, ci colleghiamo con la nostra Maria, che si trova all'azienda del Zotto, Luca del Zotto, proprio per parlarci di tutti i loro prodotti. Buongiorno, ben ritrovata Maria. Buongiorno Barbara, buongiorno Claudio, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Oggi sono in esterna e parlando di food porn, l'argomento su cui è basata la puntata. Non potete immaginare che profumo di fragole ho qui davanti a me a Cordenons, veramente anche con la mascherina arriva tutto, e per questo ringrazio anche Emanuela che è qui con me adesso. Sì, infatti anche Emanuela ci porterà e ci condurrà avanti in questo bellissimo viaggio. Abbiamo parlato, Claudia, proprio della bellezza, no? Del cibo. Infatti davanti a voi avete voluto proprio tentarci con questi ortaggi, frutta meravigliosa che davvero, insomma, già di per sé è molto attraente. Emanuela, raccontaci cosa hai preparato davanti a te. Allora, ciao a tutti. Allora, io ho preparato tutto il prodotto raccolto questa mattina, sempre i soliti asparagi, il bianco, il verde e il viola, che quella stagione per noi va avanti ancora fino a circa il 10 di giugno. Poi abbiamo raccolto le zucchine, quelle con i fiori, le fragole e anche abbiamo la prima raccolta dei cipollotti, i cipollotti che sono bianchi e viola. Tutti questi prodotti chiaramente sono di nostra produzione e sia nelle nostre serre all'interno oppure all'esterno a pieno campo. Bellissimo, anche perché poi, carissima Emanuela, ci dai là per un altro argomento di cui parleremo oggi, è sempre collegato ovviamente al cibo bello da vedere, ma la vista non solo ci fa insomma rimanere attratti da un cibo, un piatto, ma è anche molto utile per capire quali benefici nutrizionali ci possano apportare, in particolare proprio per quanto riguarda la frutta e la verdura. Anche questi sono importanti, Claudia, e poi li conosceremo, però puoi anticipare. Se posso anticipare, certo. Per quanto riguarda i colori, sicuramente questi sono i 5 colori della salute. 2 sono stati citati perché ha citato il bianco, poi abbiamo il giallo, l'arancio, il rosso e anche il verde. Col bianco, giallo e arancio che sono molto ricchi appunto di antiossidanti, anche il bianco con la quercitina e flavonoidi, il rosso delle fragole e il viola anche di alcuni frutti rossi che inizia il periodo con carotenoidi e sempre altri antociani. Quindi non escludiamo poi anche il colore verde ricco di clorofilla, come vedo adesso anche gli asparagi e altri prodotti o altri ortaggi che ovviamente sono colorati di verde, il porro che è anche la stagione, e quindi ecco che tutti questi colori, le zucchine, i fiori delle zucchine, tutti questi colori che veramente rallegrano la nostra vista, ma anche arricchiscono veramente di antiossidanti naturali che sono molto più utili di quelli in compresse.
Bellissimi e buonissimi, Emanuele. Ho visto che hai preparato anche un bellissimo vaso con all'interno, immagino, qualche erba profumata e delle bellissime margherite. Anche tutto ciò si può abbinare a dei meravigliosi piatti o delle insalate, come l'altra settimana ci hai proposto con quelle zucchine, per esempio, e qualche fiore primaverile. Sì, anche la menta con le fragole che avevamo fatto l'altra Esatto. settimana, che abbiamo messo, sì, quindi anche le erbe aromatiche che possono essere utilizzate in qualche preparazione anche particolare. Verissimo. Ma Emanuele, raccontaci anche un po' quali sono i tuoi gusti, che cosa ti piace di più della vostra produzione e cosa prepari in famiglia. Beh, diciamo che a me piacciono molto gli asparagi, faccio anche spesso dei risotti, per esempio mescolando il bianco, un po' di pezzettini di asparago bianco e dell'asparago verde o viola, e quindi dà un sapore, il verde dà un sapore più erbaceo e il bianco un po' più dolce, e quindi anche il risotto viene molto saporito. Poi il verde è bello anche da vedere nel piatto come colore all'interno mescolato con diciamo il riso, e quindi dà un bel colore anche nel piatto. Poi le fragole, che sì, a me piacciono un po' anche al naturale, semplici, oppure come avevamo presentato l'altra settimana, se qualcuno volesse magari fare un piatto più sfizioso può utilizzare le tinte nella cioccolata, oppure magari anche con la panna o preparazioni come possono essere anche delle belle torte o un tiramisù con le fragole, una cheesecake, o magari facendo cose più elaborate. Poi le zucchine, e chiaramente il fiore, che mi piace molto pastellarlo, oppure metterci dentro o un po' di ricotta con un po' di acciuga, oppure anche può essere con una mozzarella acciuga. Poi ognuno, in base poi anche alle proprie preferenze, ci sviluppa anche la ricetta. Verissimo, Emanuela. Beh, questo risotto, tra l'altro, abbinando anche tutti i 3 tipi di asparagi, mi pare molto interessante. Ma sai, a proposito di food porn di cui abbiamo parlato con gli asparagi, la nostra Claudia ha un suggerimento di quelli proprio da tentazione. Sì, perché stamattina proprio leggevo una ricetta simpatica sul web, grazie proprio al web, dei fiammiferi di asparagi con una crema di ciliegie, in pratica con un aspretto di ciliegia fatto con il succo del lime. Quindi le ciliegie frullate assieme al succo di lime e poi questa salsina sparsa su questi asparagi fatti a fiammifero, quindi crudi. Io ho pensato subito agli asparagi viola che ho mangiato crudi, e quindi ho detto, oh, questa è veramente una ricetta, un finger food, visto che oggi proprio è la puntata un po' dell'inglese tra food porn e mindful eating, di cui parleremo dopo. Diciamo che effettivamente sarebbe un bel antipasto che si può proprio mangiare con tutti i sensi, dal tatto, perché essendo appunto un aperitivo così, un finger food, e poi proprio con gli occhi, ma anche per i profumi, il profumo del lime. Sì, Buonissimo. bella idea da provare. Non è da proprio, provare. insomma, l'ho rubata anch'io, però mi è sembrato giusto parlarne oggi, perché ho detto devo provarla. Ecco, veramente, ottima idea, ottima idea. Io per esempio un giorno sono stato in un ristorante e mi hanno anche presentato, per dire, le bucce dell'asparago, quelle che diciamo quando si pela l'asparago, buccette, poi passate in una tempura e mangiate come tipo patatine fritte. Che Ottimo. buone. Fantastico. Beh, Emanuela, io direi che di tentazioni ne abbiamo date parecchie, ma non è finita qua. Però a te chiederei invece di ricordare dove si possono trovare tutti i tuoi ottimi prodotti. Allora, noi abbiamo il punto vendita Cordenons in via Maestra 107 109, e siamo aperti tutta la settimana, da lunedì al sabato, con orario mattino 8, 12:30, pomeriggio 15:30, 19, e poi nel nostro diciamo vecchio spazio nella casa colonica dove siamo partiti con l'azienda, e lì siamo aperti soltanto i 2 mesi dell'asparago, aprile e maggio, in orario mattutino, quindi 8:30, 12:30. Poi partecipiamo a molte facciamo molte uscite nei mercati un po' rionali, un po' di vari comuni, tra i quali siamo presenti al Sacro Cuore, che è un quartiere di Pordenone,
poi a Magnago il sabato, il martedì siamo qui in piazza qui della Vittoria Cordenons e il giovedì a Sesto Regina in contemporanea anche a Portoguaro, quindi oggi siamo sia a Sesto che a Portoguaro. Benissimo Emanuela, allora noi tra poco torniamo perché Maria rimarrà da voi oggi a raccontarci tante curiosità e tra poco scopriremo anche la ricetta protagonista di questa puntata. Prima però, intanto che Maria anche si sistema in questa bellissima cornice, ringrazio Emanuela per tutto, anche perché ci manda sempre dei gustosi assaggi dei suoi prodotti. Grazie. Grazie Emanuela. Allora, Claudia, noi abbiamo deciso oggi appunto di parlare di food porn, tra l'altro inizierei proprio con il termine porn che tu hai cercato, quella che è la definizione reale del dizionario di Oxford. Sì, non è come si può pensare appunto un qualche cosa così luci rosse, vietato ai minori di 18 anni, ma porn significa proprio invece porre attenzione al soggetto che è nell'immagine e quindi può essere un oggetto come un soggetto e perciò ecco che è iniziato anche negli anni 90 questa moda negli Stati Uniti di fotografare ciò che era nel piatto e poi grazie ai social anche di diffonderlo con questo hashtag che molto spesso comunque era associato al junk food, cioè quel cibo spazzatura. Dobbiamo dire che negli ultimi anni questa cosa insomma si è sicuramente convertita perché abbiamo questa estetizzazione, no, del cibo, ci fa insomma piacere anche così vedere, ma è stato associato anche a quello che è un cibo salutare, quindi a dare importanza alla presentazione del piatto e quindi molti lo diffondono anche i loro piatti, le loro sperimentazioni in cucina con questo hashtag per richiamare l'attenzione su quello che hanno cucinato e tante volte è vero, è un cibo adesso ormai insomma adottato anche per quello che è salutare. Verissimo. E poi volevo aggiungere, insomma, per quello che si è cucinato, ma anche per quello che si mangia, come sapete bene. Impazza questa mania di fotografare tutti i piatti che abbiamo assaggiato al ristorante, ma anche, per esempio, in un bar, uno spuntino, un aperitivo. Tra l'altro, è stato aperto proprio nel marzo del 2012 un sito dove si possono proprio postare foto e si chiama Pictures of Hipsters Taking Pictures of Food. L'unica regola è che sono ammesse soltanto le immagini di cibo servito al ristorante e non preparato da sé e lì si trovano, non so, foto molto curiose. Io vi invito a dare una sbirciatina se siete appassionati o se anche voi usate condividere appunto le foto del cibo che avete assaggiato ad esempio al ristorante e c'è anche addirittura, come dicevo, chi fotografa un cappuccino o un Irish coffee ben fatto. Insomma, e questo ce la dice lunga, come ci raccontava la nostra Claudia, di come il food del cibo sia diventato importante in questi anni nella nostra società e si ha anche voglia di apprezzarlo ma condividerlo. Pensate che su Flickr, conoscete la più grande comunità fotografica del web, esiste un gruppo interamente dedicato al food porn con quasi 40.000 membri e 600.000 immagini caricate, mentre su Pinterest le foto del cibo generano il 50% in più di condivisioni rispetto a quelle della moda e dello stile. Quindi pensa, il cibo ha superato anche la moda e anche il piacere ovviamente di condividerle con gli amici e quindi in questo caso prima la vista e poi il gusto. Insomma, diciamo che il cibo in questo caso deve emanare sensualità o più specificatamente deve stimolare i nostri sensi. In questo caso parliamo del gusto e anche dell'olfatto, cara Claudia. Ma non solo, dobbiamo anche un pochino proprio imparare a mangiare consapevolmente. Prima l'avevo già accennato, questo termine inglese, mindful eating, che non è nient'altro che quello di essere lì presenti a tavola o nel luogo in cui insomma si può mangiare ed essere lì concentrati proprio sull'aspetto anche sensoriale, quello proprio di ritualizzare il mangiare, di dedicare un tempo a
questo specifico atto, di essere insomma anche rilassati, ecco, di non diciamo così rubare quel pasto, di non fiondarsi, sbranare, masticare velocemente, ma invece dedicarci proprio anche all'ammirazione del piatto. Nasce anche per questo appunto il food porn, ma nasce anche questo mangiare consapevole a cui bisogna dedicarsi, quindi magari trovare il luogo adatto, prendere il proprio spazio, il proprio tempo, una ventina, 30 minuti bastano, magari prima di iniziare a mangiare 3 bei respiri profondi, rilassarsi, concentrarsi, guardare. Innanzitutto appunto deve essere sensoriale e quindi la vista, guardare i colori, poi l'olfatto, e quindi cercare quindi di affinarlo, magari anche di addestrarlo, perché no, quello di stimolare sempre i nervi olfattivi, quindi di accorgersi anche se per caso ci fa venire in mente qualche passato odore, la O cucina anche, della nonna. esatto, anche mi viene in mente il famoso cartone animato Ratatouille, che lui esatto. insomma immaginava un'esplosione di colori e di suoni, insomma. Ed era un retro Esatto. un viaggio retro Diego Sì, insomma, famoso critico. il Tra critico. l'altro mindful eating ci ricorda anche la meditazione, la famosa mindfulness. Ma infatti deriva proprio da questo, e poi infatti dopo l'olfatto ovviamente, se noi lo affiniamo così, ecco che arricchiamo anche il gusto. Dal gusto poi non dimentichiamo che abbiamo gli altri 2 organi sensoriali. Insomma, sul gusto possiamo dire che possiamo sempre di più anche qua approfondirlo, magari cercare di assaporare, ecco, anche il retrogusto del cibo, di diventare effettivamente quasi come dei sommelier. Dopodiché citavo anche gli altri 2 sensi che molte volte, ecco, noi li sottovalutiamo, però ad esempio è importante anche il tatto, mangiare anche mangiare anche con le mani quando si può avere la possibilità di un frutto, la mela, la buccia della mela liscia, perché no, la pizza, la rugosità del pane, tutto ciò, ecco, che ci consente. Pensiamo anche ad esempio una tavoletta di cioccolata, no? Ci sono delle pubblicità, però è vero, questo di assaporare questa come si dice, questa tavoletta che poi morbidezza ma anche liscia, e quindi poi ultimo ma non ultimo l'udito, perché anche la croccantezza è importante. Prima era stato citato, ecco, questi fritto, no? Con gli scarti dell'asparago. Ebbene, anche questo del fritto croccante che si assapora, o di alcuni snack, anche il finger food. Io ho citato prima gli asparagi a fiammifero crudi, quando anche io ho assaporato questi asparagi viola crudi, soprattutto quello che ho fatto così proprio attenzione è stato proprio mentre masticavo alla croccantezza di quell'asparago. E tutto questo esalta proprio il piacere e quindi aumenta la sazietà. Perché noi infine nelle giornate nostre molto veloci e convulse lo stress ci porta invece veramente a rubarci mangiare i pasti. Troppo veloce. E quindi il nostro senso di sazietà non viene appagato, ed ecco che subito dopo andiamo in cerca di qualche cosa d'altro, perché purtroppo per dare il senso di sazietà ci vogliono almeno 20-30 minuti. E quindi ecco che se rispettiamo una ritualizzazione nel nostro pasto, allora ci guadagna, sì, e si guadagna anche in peso, cioè ecco che mangiamo peso. di meno e quindi rimaniamo più in forma, e quindi sono veramente una tecnica banalissima, ma che è ad esempio alla base anche di quelli che sono i miei percorsi nutrizionali. E questo è vero, e aggiungerei che è un passo importante dell'educazione alimentare dei bambini, quindi ecco perché più cose gli facciamo assaggiare, più sfumature gli facciamo apprezzare e più impareranno ad avere un'alimentazione varia. Giocare con i colori. Esatto. E allora Claudia, è tempo di scoprire qual è la ricetta protagonista di oggi. La chiediamo a Maria, perché è anche una ricetta veramente accattivante, Maria. Sì, la ricetta di oggi, scusate, ero rimasta inebriata sia dai consigli della nostra Claudia, ma anche dal profumo di questi ortaggi oggi davanti a me. La ricetta di oggi è anche molto interessante, perfetta anche per essere presentata ai nostri ospiti, perché deve essere proprio bella da vedere, sicuramente gustosa anche da provare. Arriva da Trieste ed è
del nostro ascoltatore Cristian e sono dei paccheri al pesto di agrumi con tonno rosso fresco e mandorle tostate. Vi serviranno per prepararli 8 arance, 2 limoni, un pompelmo, un lime, 100 g di basilico, 40 g di mandorle a petali, olio, sale e pepe quanto basta, e poi vi servirà del tonno e delle mandorle a parte per poi andare a decorare anche il nostro piatto. Iniziate preparando il pesto di agrumi, quindi pelate le arance, i limoni, il pompelmo e il lime, ricavatene la polpa e mixate il tutto, frullate il tutto con il basilico, le mandorle e in caso anche i pinoli, naturalmente con olio, sale e pepe. Una volta pronto il pesto passate a tagliare anche il tonno a cubetti, consigliano di farli abbastanza piccoli per essere poi perfetti anche da accompagnare con la nostra pasta. Cuocete, il nostro ascoltatore suggerisce 13 paccheri per 2 porzioni, condite con 2 cucchiai di pesto agli agrumi e guarnite poi con il tonno e 5 grammi di mandorle precedentemente tostate e una foglia di basilico. Già me lo immagino questo piatto, deve essere proprio invitante. Direi di sì. Ti è piaciuto, Claudia? Piaciuto tantissimo, perché poi è proprio in linea con quello che fino ad ora anch'io avevo raccontato, e che quindi veramente non è solo quello che mangiamo e quanto mangiamo, ma anche il modo in cui lo mangiamo. Ecco che questo piatto, anche magari ricco di colori, di questi sapori e di questi profumi agrumati, sicuramente va proprio nella direzione del mindful eating. Approfittiamone. Il nostro viaggio sensoriale continuerà tra poco, perché vi porteremo tra profumi, gusti, colori della natura, perché saremo da Sara Bearzot e prepareremo una ricetta veramente molto interessante. Quindi rimanete con noi che torniamo tra pochissimo. Radio Chef torna tra poco. Rimanete con... Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me
What's your motive tonight? Tell me what's your motive tonight? Well, I ain't fight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Radio Che Chef, aspetti? i segreti della cucina con Radio.0. Eccoci pronti per svelarvi altri segreti della cucina. Siete pronti per farvi tentare da Serre Berzot, che arrivano tra pochissimo. Maria è andata per noi a scoprire nuove ricette. Eccoci pronti per andare a scoprire i segreti anche della cucina con i fiori. Siamo infatti anche questa settimana alle Serre Berzot di Aiello del Friuli per raccontarvi proprio come mettere i nostri bellissimi fiori che trovo qui vicino a me, tutti colorati, tutti pronti anche da mangiare. Insieme andiamo a scoprire di più insieme a Hermes del ristorante Conte Tacchia di Cussignacco a Udine. Hermes, intanto buongiorno. Buongiorno. È tempo quindi di iniziare in cucina. Io so che tu hai veramente tantissimi segreti. Mi ha svelato, pensate, che lui da 1 anno e mezzo ogni settimana cucina un risotto diverso e lo offre ai suoi clienti ogni domenica. Un risotto diverso, questo vuol dire che ogni settimana lui si inventa gli ingredienti da preparare e da proporre ai suoi ospiti. Qual è stato finora intanto il tuo preferito? Allora, il preferito è stato quello con l'invidia belga e la pancetta affumicata, il tutto sfumato con il succo di arancia. Mamma mia, immaginate già il profumo del risotto. Ma noi adesso vi portiamo a scoprire anche i segreti di questo risotto. Siamo pronti a cucinare anche direttamente portando in tavola quello che il nostro giardino, il nostro orto, il nostro balcone ci offre. E allora Hermes, passiamo proprio al nostro bancone. Da cosa iniziamo oggi? Allora, oggi iniziamo da un fiore che si può trovare tranquillamente in supermercato, ovvero il fiore di zucchina. Ed è, diciamo, un alimento base della cucina anche romana, della cucina a cui faccio nel mio ristorante, ed è anche molto utile, diciamo, come ingrediente. Si trova sia nelle paste che anche, appunto, come faremo oggi, nei risotti. Benissimo, allora iniziamo intanto la nostra preparazione. Se vuoi intanto mostrarci come ricavare dalla nostra zucchina il suo fiore. È importante importante, anzi molto bello andare proprio a raccoglierlo e poi metterlo direttamente nel piatto. Certamente. Allora, prendiamo il fiore, lo stacchiamo dalla zucchina e lo curiamo dalle infiorescenze che troviamo in parte. Lo apriamo con un'incisione a metà e tiriamo via il pistillo, il quale non è adatto all'alimentazione. Tagliamo sempre a 4 il fiore e lo mettiamo a parte, così con tutti gli altri fiori, e dopodiché procederemo con la cottura di questi. Beh, ottimo, direi. C'è un segreto poi che tu vorresti consigliare anche ai nostri ascoltatori per un risotto perfetto? Allora, io preferisco nella cottura di risotto, sempre espresso, cuocere a parte i condimenti del risotto, ovvero appunto cuocere da un'altra parte gli ingredienti e dedicare la principale cottura al riso, il quale non subirà alcuna variazione di temperatura e di influenza da parte dell'acqua o di altri grassi, per esempio della carne, durante la sua cottura, così il riso riuscirà a cuocere in modo perfetto. Ottimi consigli. E poi parliamo anche di fiori, dei nostri bellissimi fiori. So che tu hai studiato anche come metterli al meglio nel nostro piatto. C'è qualcosa che ci vuoi consigliare? Allora, i fiori innanzitutto possono dare una presentazione al piatto colorata, appunto, per i colori naturali che ci possono dare, e oltretutto hanno anche delle essenze, dei profumi che sono anche indispensabili per alcuni piatti sia dolci che anche salati, quindi è davvero sottovalutato come ingrediente in cucina. Qualche esempio più pratico? Facci immaginare qualcosa. Beh, per esempio si potrebbe fare un tortino al cioccolato, appunto, con l'arancia, ma anche usare
i fiori per esempio di sambuco per creare uno sciroppo, o anche essenzialmente farla macerare con il succo dell'arancia per poi mettere nell'impasto del tortino. Mamma mia, come sapete questa puntata è dedicata al bello del mangiare, quindi questa settimana proprio siamo in tema perfetto. E adesso Hermes, mentre ti lasciamo un po' preparare anche il nostro risotto, dopo torniamo subito da te, passiamo insieme alla nostra Chiara, ormai di casa, anche qui ai nostri microfoni, qui a Radio Chef. Chiara, iniziamo a parlare anche di piante. Vedo che siete riusciti a preparare un angolo speciale per noi, proprio per degustare anche i colori dei fiori. Sì, abbiamo preparato qualche pianta che si può usare come decorazione o anche nella preparazione di alcuni piatti, come ci ha spiegato prima lo chef. Noi abbiamo preparato qui delle rose, abbiamo preso della camomilla, dei garofanini, della borragine, dei girasoli, le tagette, le violette che adesso sicuramente tutti avranno nei loro giardini o nei loro balconi. E da noi qui alle Serre Berzot potete trovare anche le bustine chiamate i fiori dello chef, che sono appunto dedicate a tutti i fiori che si possono usare in cucina sia per le preparazioni che per le decorazioni. Poi qui alle Serre Berzot si può trovare veramente di tutto, quindi non solo fiori da mettere nel piatto, ma anche direttamente, come abbiamo cucinato prima, le nostre belle zucchine. Esatto, sì, sia le zucchine con i fiori di zucchina e tutte le altre piante da orto, come abbiamo visto nella prima puntata con Orietta. Poi ci sono anche proprio le zucchine, che ci sono le piante proprio che fanno solo fiori, quindi non fanno la zucchina ma fanno solo il fiore, e quindi questa può essere dedicata ad esempio per fare il risotto che adesso ci propone lo chef, o se no, come facevo vedere prima, ci sono anche le bustine dei fiori di zucchino, che secondo me, oltre a, se posso suggerire, oltre a come ha detto lui, per me sono buonissime anche impanate e fritte. Su quello non abbiamo molti dubbi, come sapete il fritto ci dà sempre un po' quel sorriso in più e direi che questa settimana qui lo possiamo confermare. Ritorniamo quindi al nostro risotto, poi vi faremo fare un veloce tour anche tra le immagini delle bellissime Serre Berzot, che vi ricordo sono sempre ad Aiello del Friuli, vi aspettano qui veramente ricche di colori, ricche di piante e ricche anche di gusto, e quindi andiamo a preparare ancora, ritorniamo alla preparazione del nostro risotto. Allora, da risotto innanzitutto scegliamo un buon riso, mai andare a risparmio con il riso, perché poi nel prodotto finale si nota la differenza. Quindi andiamo appunto a prendere una padella, una pentola di basso spessore, di fondo, per avere più controllo sulla cottura e non rischiare di far asciugare troppo il riso durante la cottura di questo. E dopodiché ci mettiamo un po' di olio extravergine, mettiamo il riso misurando circa 2 pugni a persona e incominciamo a tostarlo. Quando si nota che il riso incomincia a diventare traslucido, opaco, quasi trasparente, lo sfumiamo con il vino bianco e dopodiché questo evapora e incominciamo ad aggiungere l'acqua. Perché l'acqua rende il risotto modificabile, rende più duttile come base appunto per poterci appunto giocare con gli ingredienti che vogliamo mettere. Se invece dovessimo fare un risotto a base di verdure, potremmo tranquillamente mettere un dado a base di verdure appunto. Allora, le zucchine io le ho tagliate prima per lungo a metà, dopodiché le ho tagliate circa uno spessore di mezzo centimetro, così che abbiano una cottura simile a metà del tempo della cottura totale del riso. Infatti ho aspettato circa la metà dei 15-18 minuti della cottura del riso per versarcele dentro, e adesso invece procederemo con l'inserimento dell'ingrediente principale, ovvero il fiore della zucchina. Benissimo, procediamo allora con questo nostro passaggio e poi la mia domanda. Intanto io avvicino anche qui a noi le nostre bellissime piantine di zucchina che sono andata a trovare proprio alle Serre Berzot, qui dietro di me, e volevo farti anche un'altra domanda, Hermes, dopo essere passati anche dalla pianta al suo frutto alla pentola. Come facciamo a capire quando un risotto è pronto?
Innanzitutto bisogna stare appunto molto attenti all'acqua, meglio mettere appunto meno acqua e metterla più spesso che non metterne troppa, appunto per non far sì che il risotto bolla. Dopodiché noi ci accorgiamo che il risotto è pronto quando notiamo che l'amido di questo esce quasi del tutto dal chicco e incomincia a fare una cremina all'esterno di questo. Dopodiché il riso comincerà ad avere una forma un po' più grezza e di un colore classico del riso bianco. È tempo quindi di mantecare anche il nostro risotto. Sappiamo che questo passaggio è molto importante, Hermes. Certamente, perché mantecando fermiamo il risotto dalla sua cottura. Noi andremo a mantecare appunto il risotto seguendo all'incirca una noce di burro a persona e all'incirca sui 70 grammi sempre a persona di formaggio. Beh, lo sto già gustando questo risotto, è tempo quindi di passare all'impiattamento. Mentre il nostro Hermes va a impiattare, io vi ricordo anche che il ristorante Conte Tacchia di Cussignacco è anche l'unico ristorante in Friuli Venezia Giulia, mi raccontava Hermes, che prepara piatti anche della cucina romana. Quindi c'è un consiglio proprio che tu vuoi lasciarci sulla cucina romana in particolare? Tutti conosciamo la carbonara, qual è il consiglio che daresti sulla carbonara? Innanzitutto no panna e non bianco dell'uovo, non albume, solo il porro. Ottimo, direi che ci fermiamo qua. Per i prossimi consigli vi mando direttamente da Hermes a Cussignacco, andateli a trovare. Allora Hermes, impiattiamo, anche qua ci vuole il tuo consiglio? Allora, innanzitutto il risotto va servito immediatamente appena cotto, perché continua ad andare avanti come per la pasta la cottura di questo. Noi adesso useremo una pirofila ovale piatta che è indicata, diciamo, per il servizio non impiattato, quindi un servizio per esempio all'inglese o addirittura alla russa con un carrellino. Se no si raccomanda appunto un piatto piano che non un piatto fondo. Beh, ottimo, allora direi che sul fatto di mangiarlo subito non ci sono problemi, andremo a degustarlo veramente al momento, poi lo vedete anche sui nostri social, caldo, fumante, ricco di colore, grazie anche alle nostre zucchine, ai nostri fiori di zucchina che siamo andati a cogliere direttamente anche alle Serre Berzot. E quindi è tempo anche di salutarci, Hermes. Ti ringraziamo per tutti i tuoi consigli, ringraziamo il ristorante anche Conte Tacchia di Cussignacco a Udine per essere stato con noi e chiudiamo direttamente nelle Serre. Intanto grazie per essere stato con noi, Hermes. Grazie a voi di averci dato questa opportunità. E chiudiamo proprio dalle nostre zucchine, lo speciale zucchino di cui oggi abbiamo scoperto di più. Chiara, ricordiamo anche ai nostri ascoltatori gli orari in cui venirvi a trovare, in cui trovare anche tutte questi meravigliosi fiori, queste meravigliose piante da mettere nel nostro giardino e sui nostri terrazzi. Sì, qui alle Serre Berzot ci trovate ad Aiello del Friuli dal lunedì al sabato dalle 8:30 a mezzogiorno e dalle 2:30 alle 7. La domenica ci trovate solo la mattina dalle 9 a mezzogiorno. Seguiteli anche sui social e anche sul sito serreberzot.it e naturalmente qui a Radio Chef, dove ogni settimana continuiamo a seguire tutti i consigli per guidarvi al meglio anche nella preparazione dell'orto, del giardino, del terrazzo, per vivere la bella stagione sempre in modo colorato e anche gustoso. Grazie Chiara intanto per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata a tutti. La linea ritorna in regia sempre a Radio Chef. Rieccoci allora in studio e dopo questo interessante piatto è tempo appunto di approfondire quindi il tema dei colori, cara Claudia, e anche di insomma quanto effettivamente il colore ci possa dire su quanto bene ci possa fare o che cosa sia contenuto all'interno di quella particolare frutto o verdura, vero? Sì, come abbiamo anche già accennato, quindi ricordiamolo ancora. Allora, giallo-arancione con i loro carotenoidi e la luteina,
con gli antociani dei rossi e dei viola, con ad esempio con il colore bianco ricco di flavonoidi e con il verde con la clorofilla. Antiossidanti che, come dicevo, sono molto stabili, sono abbastanza stabili al calore. Ricordiamo ad esempio uno di questi contenuto nel pomodoro, che ad esempio viene meglio assimilato proprio con una componente grassa, il licopene, che proprio è ancora maggiormente presente quando il pomodoro viene cotto. Questi antiossidanti sono ancora più ricchi nei frutti più piccoli, nei frutti rossi ad esempio, e ricordiamo che sono importanti per tutti, ma specialmente per anziani, per le persone magari in sovrappeso, per le persone obese, per i fumatori e poi anche magari per le donne in menopausa, ma anche per gli atleti agonisti, quando o comunque insomma subito dopo un'attività fisica. La miglior cosa sarebbe proprio quella, diciamo così, di mangiare la frutta, i colori, proprio per la loro ricchezza di antiossidanti. Molto interessante. Avete preso appunti? Beh, se vi siete persi qualche passaggio, io vi ricordo che troverete tutto nell'articolo della nostra Maria sul sito radio.0.it, sui nostri social, Twitter, Facebook, Instagram, sulla nostra RPZ Web TV. Invece potete sempre seguire le nostre dirette. Se vi siete persi questa puntata in video, vi ricordo che c'è il nostro canale YouTube. Allora, abbiamo parlato di frutta e verdura, ma è sempre importante avere gli strumenti giusti per affettare e preparare al meglio anche tutti questi pasti e tagliare la nostra frutta e la nostra verdura. E Maria ha il suggerimento giusto per noi. Assolutamente, non solo frutta e verdura, ma anche naturalmente tutti i nostri salumi, i nostri formaggi. E qui sempre all'azienda agricola Luca del Zotto ci siamo spostati all'interno proprio per mostrarvi un po' anche il taglio generale del formaggio. Vedete anche tantissimi salumi perché abbiamo bisogno dell'utensile giusto, e noi quello giusto lo troviamo da Fila Utensili Napisone. Se avete bisogno ad esempio di un utensile da taglio particolare, quando parliamo di prodotti più specifici, potete rivolgervi ad Fila Utensili Napisone, che trovate sempre sulla strada Cividale Peroleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, e con tanti consigli anche sul sito filautensili.com. Troverete tantissime tipologie di utensili da taglio, dal coltello da cucina fino all'utensile più tecnologico, quindi se vi serve qualcosa di più speciale sapranno consigliarvi sicuramente al meglio. Troverete anche utensili poi per cose più specifiche, quindi taglio del legno, metalli e plastica, ma anche hobbistica a casa, ristorazione e boschivi. Inoltre offrono sempre il servizio di marchiatura laser, servizio consulenza e soluzione per il taglio, perché come dicono sempre gli esperti di Affila Utensili Napisone, quando tagliare non è separare ma soprattutto creare, potete affidarvi direttamente a loro, all'utensileria Napisone. Vi ricordo ancora il sito filautensili.com per rimanere sempre aggiornati, come facciamo noi ogni settimana qui a Radio Chef, sulle ultime novità. Intanto andiamo a goderci ancora un po' le immagini dei nostri salumi prima di passare anche a un altro argomento speciale, sempre dal gusto del nostro territorio. Barbara. Benissimo Maria, e beh, anche questa immagine è davvero tentatrice. Beh, i colori, sapete, sono diversi anche per le birre artigianali, e ogni colore, ma anche le caratteristiche di una birra, possono raccontarci molto su quello che è il loro gusto così particolare e diverso. Tra appassionati di rosse, bionde, oscure, siamo andati dalla nostra Martina Campagnolo per saperne di più. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Radio Chef. Oggi abbiamo deciso di parlare dell'aspetto del cibo, perché insomma è anche quello che prima di tutti ci fa venire voglia di tuffarci in qualche pietanza, piuttosto che dissetarci con qualcosa di buono come una buona birra artigianale. Ebbene, nel campo della birra sappiamo molto bene che il suo aspetto, il suo colore ci racconta la sua storia, ma vuole anche dire molto in quello che può essere il nostro approccio, la nostra voglia di una fresca birra artigianale. Allora oggi sono qui con Martina Campagnolo. Abbiamo deciso, proprio anche sulla scia delle proposte che loro fanno sul loro profilo Instagram e sui loro social dedicati agli approfondimenti per conoscere meglio il mondo della birra artigianale, di parlare proprio di bicchieri, di colori della birra
e anche della sua schiuma, un lato molto importante non solo nell'aspetto ma anche nella qualità della birra. Martina. Esattamente, buongiorno a tutti. Allora, l'estetica è importantissima anche nel caso della birra, ma non solo perché esteticamente è bello, ma anche perché è utile per poter gustare al meglio la birra che avete davanti, che magari appunto è anche una buona birra e non una birra qualsiasi, e volete magari valorizzarla. Quindi è importantissimo avere il giusto bicchiere, come vedete li ho messi già tutti qui schierati pronti per spiegarveli, e una certa importanza avranno anche altri fattori come per esempio la conservazione e il giusto servizio della bevanda. Quindi partiamo subito con la birra più semplice e probabilmente il bicchiere più conosciuto al mondo, che è il boccale. E la presento con Borin, che è la nostra birra chiara, la più semplice, che appunto è una birra che assomiglia a una Pils come tipologia e sta benissimo nel boccale, che diciamo comunque è un bicchiere universale che va bene un po' sempre se non sapete che cosa scegliere, diciamo come bicchiere fa sempre il suo effetto. Una curiosità da sapere sul boccale in vetro, ma anche per esempio in quelli di ceramica, è che permette, essendo molto grosso, permette che la birra non si riscaldi troppo presto, anche grazie al manico qui, quindi l'impugnatura che non è sul bicchiere, e quindi la mano, diciamo, il calore della mano non si trasmette sulla birra e resta fresca più a lungo. Passiamo invece a qualcosa di più particolare. Io qui vi ho proposto un capriccio di Bacco abbinato a questo bicchiere a tulipano, che ha un piccolo stelo, non troppo lungo, ed è un po' più largo, diciamo, sul fondo. È un bicchiere che va bene, diciamo, per birre magari un po' più particolari, come potrebbe essere appunto Capriccio di Bacco, che è una birra realizzata con l'aggiunta del mosto d'uva, quindi una birra IGA, una Grape Ale, uno stile prettamente italiano, e sicuramente è un bicchiere che va bene per molte tipologie di birra, ma avendo un'imboccatura più stretta permette di assaporare al meglio questa birra, che è comunque molto particolare anche nei profumi. Passiamo invece a un bicchiere celebre quasi quanto il boccale, che è questo, che è il bicchiere tipico della Weizen. Infatti io ve l'ho proposta con la nostra Boraciara, che è appunto la nostra Weizen un po' rivisitata alla Campagnolo, come un po' tutte le nostre birre. È un bicchiere particolare perché, vedete, ha un fondo abbastanza grosso, qui non ci sono manici o impugnature, quindi bisogna assolutamente impugnarlo con tutta la mano, però questo permette di avere un'ottima schiuma. Ogni volta che si dà un sorso, diciamo, c'è uno strano movimento della birra, quindi come un rimescolamento a ogni sorsata che si fa, e che permette di rigenerare ogni volta la schiuma, che dura quindi più a lungo. Passiamo invece al tipico calice, che è un calice che sì, può andare bene anche per il vino, ma questo è il nostro calice da birra, quello che insomma proponiamo noi qui da Birra Campagnolo. L'ho abbinato con Millefiori. Perché Millefiori? Perché Millefiori è una birra chiara che sembra semplice, ma ha un tocco in più che a Barbara piace molto, ed è il tocco del miele di tiglio. No, non solo a te, anche a Maria, lo so, me l'ha detto più volte. Ed è il miele di tiglio del Carso, che la rende così particolare, con questa nota di amaro in più. E questo bicchiere permette di gustarla al meglio proprio perché ha un'imboccatura stretta. Il manico, lo stelo è molto lungo, e quindi permette di gustarla con la mano abbastanza distante, in modo tale che se avete un profumo non si senta mentre la degustate, e così potrete sentire al meglio gusti e profumi. Attenzione, anche i profumi vogliono la loro parte, grazie all'imboccatura molto stretta. Quindi diciamo questo è sicuramente il bicchiere migliore non soltanto per Millefiori, ma anche per tutte quelle birre che hanno bisogno di essere degustate con più attenzione, diciamo così. Verissimo, anche perché Millefiori è un'ottima birra anche da proporre semplicemente per un aperitivo, così come Capriccio di Bacco. Il bello delle birre è anche poter vederne il colore o la differenza anche di limpidità, per esempio, che possono avere. Esattamente. Allora, noi qui nello Spazio Campagnolo proponiamo anche i boccali in ceramica realizzati da noi. Sicuramente un vantaggio del bicchiere di vetro è proprio il fatto di poter vedere il colore della birra, che sicuramente è qualcosa di molto goloso e invitante. Oltre al colore, che viene dato dall'utilizzo del malto, che è l'unico ingrediente che dà il colore alla birra. Attenzione, non andate a pensare al luppolo, l'acqua è incolore, il luppolo dà l'amaro.
il lievito fa la fermentazione, quindi l'unico responsabile resta il malto, che a seconda del grado di essiccazione, di tostatura, è più o meno scuro e quindi dà la colorazione alla birra. Chiaramente ci sono tanti fattori che giocano, diciamo, però abbiamo un range di colori molto, molto ampio, insomma, che è anche misurabile con diverse scale. E un errore che si fa molto comunemente è ordinare una birra pensando di prenderla chiara per far sì che non sia troppo pesante, che sia un pochino più leggera. In realtà dal punto di vista alcolico esistono delle birre chiare che sono fortissime anche con 10 gradi. Malto. Esatto, e dopodiché ci sono delle birre scure che sembrerebbero fortissime, invece sono molto molto basse dal punto di vista alcolico. Quindi sì, una parte di bellezza della birra oltre al colore è data infine anche dalla schiuma, aggiungiamo anche questo, che non è una parte superflua della birra, anzi importantissima, perché oltre a dare questo tocco irresistibile al vostro bicchiere, permette anche, fa in modo, diciamo, che la birra non si ossidi troppo in fretta, quindi che l'ossigeno non vada ad influire sulla bevanda, e quindi un bel cappello di schiuma corona il bicchiere sia in bellezza sia come utilità. Benissimo, ma Martina, in chiusura velocemente un consiglio su come versare la birra. Allora, sicuramente il bicchiere e la birra devono stare in mano tutti e due, non dovete appoggiare il bicchiere al tavolo, dovete tenerlo in mano leggermente inclinato all'inizio e versare la birra molto lentamente, non troppo dall'alto. E dopodiché cercare di creare un bel cappello di schiuma appoggiando finalmente il bicchiere in posizione dritta e, diciamo, versando quello che rimane, insomma, della dose che volete, insomma, versare. Insomma, il bicchiere di birra perfetto, quello che proprio vi fa venire voglia di berlo. Tante foto di come servire queste birre le trovate sui profili social di Birra Campagnolo, e quindi se volete saperne di più e se volete venire a acquistare birra Campagnolo o provare le varie tipologie, Martina vi aspetta. Ricordiamo anche tutti gli orari e dove raggiungervi. Sì, allora noi siamo qui dalle 8 alle 17, dal lunedì al venerdì, orario continuato, quindi potete venire anche in pausa pranzo, noi ci siamo. E ci trovate in strada delle Saline 30 a Muggia, nel complesso del Confartigianato, quindi trovate lo spaccio, ma non solo, anche il birrificio, se volete dare un'occhiata e capire qual è questo nostro mondo fatto di artigianato. Benissimo, e allora da Birra Campagnolo è tutto per oggi, ma il nostro viaggio continua, linea che ritorna alla regia. Nel frullatore, una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Yeah.
what's your motive tonight? Well, I right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight? Tell me what's your motive tonight? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato. Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, eccoci pronti a parlare di spesa anche oggi. La nostra puntata è dedicata alla bellezza del cibo, al cosiddetto food porn, che in realtà significa semplicemente il piacere di vedere il cibo e di apprezzarlo. E allora anche quando facciamo la spesa dobbiamo tenere conto dell'importanza dei colori. Aprite il vostro frigo e contate quanti colori ci sono all'interno. Ce ne devono essere almeno 5 tra frutta e verdura, proprio per rappresentare una corretta alimentazione. Allora io vi invito qui a dare un'occhiata al bancone della verdura dei supermercati Bosco. Vedete quanti colori ci sono: il verde delle zucchine, il rosso dei pomodori, il giallo dei peperoni, ne contiamo almeno 3. E poi abbiamo altri colori, la frutta, il verde della frutta e molto altro. 5 sono importanti per mantenere il nostro equilibrio. Devono essere almeno 5 le porzioni al giorno tra frutta e verdura, anche perché proprio i colori rappresentano le sostanze nutritive della nostra verdura e della nostra frutta, e questo ci garantirà proprio tutti quei principi antiossidanti che aiutano a contrastare l'azione dei radicali liberi, i responsabili dell'invecchiamento della struttura delle nostre membrane cellulari e dei nostri geni, e anche ci possono portare più facilmente a essere bersagli di malattie. E allora i colori sono ad esempio l'arancione dei carotenoidi, oppure le antocianine, importanti partecipanti della famiglia dei polifenoli, che danno quella colorazione marrone e blu dei frutti di bosco, dell'uva nera o delle melanzane. Ma per saperne di più sui colori della frutta e della verdura, Maria ci illustrerà quali sono questi 5 colori e nel dettaglio chi li rappresenta. Maria? Hai parlato di 5 colori, Barbara, esattamente perché è importante e anche ideale durante la nostra giornata mettere nel piatto e nel bicchiere almeno dei colori diversi, per evitare quindi diete monotone e anche un po' poco colorate. Oltre ai pasti principali, anche gli spuntini come pause colorate sono perfetti, dalla frutta al naturale, magari in macedonia, alle spremute di agrumi, quindi anche centrifugati di carote e altre verdure, fino ai succhi di frutta o ai frullati. Nonostante siano circa 2000, pensate, le sostanze coloranti, come sappiamo la maggior parte dei frutti e degli ortaggi può essere divisa in 5 grandi gruppi. Parliamo del colore rosso, quello dell'arancia rossa, della barbabietola, della ciliegia, che tanto abbiamo atteso anche sulle nostre tavole, le buonissime fragole, i pomodori, i ravanelli e le rape rosse. Poi c'è il colore giallo-arancione, quindi l'albicocca, l'arancia, la carota, le clementine, che ritroveremo poi più avanti, limone, mandarino, melone, la nespola, di cui abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, il nostro peperone, la pesca, il pompelmo e la matta zucca. Poi abbiamo il colore verde, che vedo proprio anche qui davanti a noi, con gli agretti, gli asparagi, che tanto abbiamo apprezzato e stiamo apprezzando in questo periodo, il basilico, la bieta, i broccoletti, broccoli, carciofi, il cavolo cappuccio, cetrioli, la cicoria, le cime di rapa, i nostri meravigliosi kiwi, la lattuga per perfette insalate, e poi abbiamo prezzemolo, rucola, spinaci e zucchine. Il colore blu-viola, di cui parlavamo anche prima, comprende tutti i frutti di bosco, le melanzane, il radicchio e l'uva nera, che aspetteremo tra poco. E poi abbiamo ancora, invece, per concludere la nostra rassegna, il colore bianco, che vede l'aglio, i cavolfiori, la cipolla, il finocchio, i funghi, la mela, i porri e anche il sedano. Ma so che anche parlando di colori nel nostro bicchiere, Barbara, tu hai una ricetta perfetta per noi. Eh sì, carissima Maria, dove mi trovo? Beh, mi ritrovo qui nel riparto dedicato proprio alle bibite del supermercato Bosco, proprio perché vi volevo raccontare un'interessantissima ricetta anche per i più piccoli, che magari in questo anno un po' particolare hanno bisogno comunque di festeggiare il loro compleanno. Lo si può fare all'aperto. Bosco ci offre davvero tantissimi tipi di soluzione per quanto riguarda proprio le bibite, i succhi di frutta, i tè. Ma visto che abbiamo parlato proprio dei colori del nostro carrello della spesa, vi darò la ricetta di un interessante aperitivo alla fragola, una bevanda fresca
con la fragola, che si sa, ne abbiamo parlato anche con la nostra nutrizionista Claudia Casarsa, fa anche bene alla salute e piace soprattutto ai bambini, ma è un aperitivo analcolico anche per gli adulti. Lo preparerete in meno di 5 minuti e vi serviranno 100 g di ghiaccio a cubetti, 60 g di zucchero, 300 g di fragole, 25 g di succo di arancia oppure ancora di limone se preferite, 250 g di acqua tonica. A questo punto prenderete il vostro aperitivo, andrete a prendere dal freezer i cubetti di ghiaccio e li lascerete a temperatura ambiente per almeno un 15 minuti. Nel frattempo lavate le fragole, eliminate il loro picciolo verde, le taglierete a pezzettini e le metterete da parte. Quindi versate lo zucchero nel boccale del frullatore, lo polverizzate azionandolo appunto per qualche secondo. Successivamente unirete proprio le fragole a pezzettini, cubetti di ghiaccio e succo d'arancia. Azionate il frullatore e frullate fino a che non otterrete una salsina. Alla fine, una volta ottenuta questa salsina, aggiungerete l'acqua tonica e frullerete qualche secondo fino a far amalgamare bene il tutto. Il vostro aperitivo alla fragola lo potrete conservare in frigorifero, offrirlo ai vostri bimbi anche come piccolo antipasto, oppure ai vostri ospiti accompagnato da qualche stuzzichino, Maria. Insomma, fresco, fragola estate ci fa venire voglia anche di tempo all'aperto, come quello delle grigliate. Un'ottima idea quella che ci hai raccontato, Barbara, perfetta anche, come dicevi, per accompagnare i nostri pomeriggi all'aperto. E quindi parliamo ancora di grigliate, parliamo di spuntini, come dicevi, all'aperto. Per le grigliate, naturalmente, qui ai supermercati Bosco di Trieste ci sono le idee perfette. Vi basterà avvicinarvi al bancone della carne per trovare già anche magari qualche idea proprio a portata di mano. Vediamo i meravigliosi cevapcici, perfetti proprio per questo periodo dell'anno, ma anche gli spiedini, veramente tantissime idee per arricchire anche i vostri pranzi in famiglia e con gli amici all'aperto. E non solo, perché un'ottima idea anche per accompagnare queste giornate all'aperto sono dei meravigliosi stuzzichini, come ad esempio creare un piccolo incontro di sapori tutti del territorio, come fanno qui al bancone dei supermercati Bosco, perché troviamo veramente tantissimi prodotti, dai formaggi, da quelli più o meno stagionati, quelli più freschi, tantissime proposte anche, come dicevo, proprio fresche a base di formaggio e non solo. Anche abbiamo il baccalà mantecato, tipico anche delle nostre zone, le olive e naturalmente anche tutti i salumi perfetti per creare magari un bel tagliere pieno di salumi e formaggi, e quindi da abbinare anche magari a qualche idea gustosa se parliamo di vino. E quindi sono pronta, Barbara, a darti la parola, perché sappiamo che hai l'idea giusta per noi. Direi di sì, salumi, grigliate, formaggi, ma anche qualche sugo magari con cui vogliamo condire i nostri piatti. Ci vuole un buon merlot come quello che vi offre i supermercati Bosco. Eccolo qui vicino a me, un esempio, ma come sapete, insomma, e come dice soprattutto questo cartello dei supermercati Bosco, il vino non si beve soltanto, si annusa, si osserva, si gusta, si sorseggia e soprattutto se ne parla. E allora, se avete scelto il merlot, che come vi dicevo si abbina benissimo con la carne, ricordate anche la temperatura di servizio dai 16 ai 18 gradi, che è importante per gustare al meglio le sue peculiarità. E mentre magari poi chiudiamo con un bel pezzettino di cioccolata fondente che sempre ci attira qua tra le corsie dei supermercati Bosco, io vi consiglio anche, vi ricordo dove potete trovarli. Noi ad esempio siamo in via Coroneo 31/1, poi c'è quello di piazza Goldoni 10, in via Sette Fontane 51/1, via Ruggero Manna 1, via Franca 4/2, via Orlandini 1, via Concordia 6 e largo San Tommaso 2 a Opicina. Poi naturalmente per tutto il fai da te trovate anche il Brico Center Bosco in via Giulia. Seguite anche la pagina Facebook dei supermercati Bosco per tanti altri suggerimenti e il sito web. Noi torniamo in studio con Radio Chef. Eccoci nuovamente in studio, infatti, pronti a raccontarvi ancora altre curiosità. E oltre a tutte queste delizie è sempre importante idratarsi, perché anche l'acqua apporta dei minerali molto importanti per la nostra salute. È così, Claudia? Direi proprio di sì, perché proprio con l'acqua i minerali sono altamente biodisponibili. Magari possono essere anche presenti in misura minore rispetto a certi ortaggi, però sicuramente quelli contenuti in acqua vengono tutti assorbiti e quindi ne possiamo sicuramente fare un tesoro prezioso anche per la nostra bellezza su questo. Sicuramente, ecco, poi c'è anche il vantaggio di idratarsi
perché siamo fatti di acqua e quindi dobbiamo diciamo così tenere conto anche di questo. Oggi abbiamo parlato appunto di tutti questi colori della salute, e a questi bisogna aggiungere anche l'acqua. La trasparenza dell'acqua, ma anche la meraviglia dei paesaggi in cui nasce, ad esempio, Acqua Dolomia, che sempre ci accompagna in Radio Chef e che anche oggi Maria ci ricorda quanto si possa ben utilizzare per le nostre tavole, ma anche dal punto di vista estetico ci sono le soluzioni, da quelle più pratiche a quelle invece più eleganti. Eh sì, dici bene Barbara, soprattutto parlando di territorio, perché la bellezza di un territorio tutto da scoprire, come quello del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, un paradiso di origine protetta, patrimonio UNESCO dal 2009, dove si racchiude un tesoro di bellezza tra flora, fauna, sapori tipici e antichi saperi, dove si nasconde anche la sorgente di Acqua Dolomia, un luogo magico, dicevamo, alla sorgente di Acqua Dolomia nella Val Cimoliana, una profonda e lunga valle integra e selvaggia dentro questo parco patrimonio UNESCO che sfiora i 3.000 metri di altitudine, le cime dolomitiche. Parlando anche poi di sorgente, l'acqua oligominerale Dolomia sgorga dalla roccia delle Dolomiti Orientali, oggi patrimonio UNESCO, all'interno del Parco Naturale Dolomiti Friulane ad 833 metri sul livello del mare, un territorio protetto di grande interesse geologico, ricco di un significato patrimonio faunistico e di una notevole ricchezza floristica, un luogo incantato, e già ve lo potete immaginare, che svela una rara bellezza paesaggistica e il fascino di una natura incontaminata. E poi parliamo anche di acqua. Intanto una piccola curiosità, gote in friulano, in lingua friulana, significa goccia, e da sempre nella tradizione popolare locale il termine gote identifica proprio il luogo in Val Cimoliana, che si caratterizza per le grandi sorgenti d'acqua. Qui davanti a me ho 2 belle bottiglie di Acqua Dolomia nella versione PET, naturale e frizzante, e vi volevo parlare intanto di queste. La versione naturale di Acqua Dolomia Exclusive ha un gusto naturalmente pulito e delicato. La peculiare composizione minerale di Acqua Dolomia la rende infatti ideale per armonizzare e donare piacevolezza al connubio acqua-vino e acqua-cibo. Nella versione frizzante invece parliamo di una linea di un'acqua caratterizzata da personalità, non solo nel packaging come potete vedere, ma anche nel gusto. La piacevole sensazione di freschezza che Acqua Dolomia frizzante dona al palato la rende un accompagnamento perfetto per tutti i pasti, ideale anche per chi cerca un'acqua di decisa effervescenza. E poi quando sappiamo dove nasce sappiamo veramente cosa stiamo andando a bere. Acqua Dolomia si caratterizza per la purezza e per la leggerezza, nascendo in alto dalle nevi perenni dopo essere stata filtrata nella montagna, riposa per decenni. Al suo contatto con la roccia, dalla quale assume oltre al nome anche i più nobili componenti, è perfetta anche si sottolinea anche una tra le acque oligominerali più leggere, pertanto risulta anche ricca di minerali buoni. Ci sono tantissime versioni anche di Acqua Dolomia, come dicevi, da quella più elegante come può essere questa Exclusive, ma anche la linea VAR Emotion, perfetta anche per il rispetto dell'ambiente, e poi c'è la linea anche in plastica riciclata che potete trovare in tutte le versioni, anche per scoprire di più su come portare Acqua Dolomia sempre con voi, su come portare anche Acqua Dolomia direttamente a casa vostra, nei vostri uffici, per accompagnare la vostra quotidianità, su tutti i social dove ogni giorno Acqua Dolomia condivide tutti gli aggiornamenti, ma anche sul sito acquadolomia.it, dove potete scoprirne tutte le caratteristiche. Benissimo, e grazie Maria. Allora, vi abbiamo ricordato, quando siamo andati a fare la spesa dai supermercati Bosco, di dare un'occhiatina al vostro frigorifero per controllare quanti colori ci sono al suo interno. Colori e stile, insomma, possono aiutarci anche nella nostra cucina preferita, anche a tenerla in ordine. Tanti piccoli consigli ce li dà anche Maria, aggiungendoci pure qualche idea per quella che può essere la cucina più funzionale per la nostra casa, e andiamo a scoprirli da Mobili Turina. E rieccoci anche qui da Mobili Fratelli Turina, sempre in via Baiamonti 103 a Trieste, questa settimana, Barbara, per parlare di pulizie. Infatti inizia anche per noi il periodo delle pulizie, quelle che vengono dette di primavera, per rinnovare un po' e tenere sempre puliti e igienizzati i nostri ambienti, soprattutto a partire dalla cucina, il nostro ambiente preferito della casa. E quindi insieme agli esperti di Mobili Fratelli Turina siamo andati un po' a stilare quella che è una lista delle cose da fare per tenere
giornalmente ma anche settimanalmente pulita la cucina. Iniziamo pensando a un bel piano delle pulizie, quindi scrivere quali compiti devono essere portati a termine e con quale frequenza, ricordando poi le attività quotidiane che possono essere suddivise anche tra i membri della famiglia. Quando si collabora infatti diventa tutto un po' più semplice. Fatto questo è il momento di procurarsi tutto l'occorrente per pulire, quindi detersivi, detergenti specifici per gli elettrodomestici e le diverse superfici, ma anche spugne, guanti, scope, stracci e tutto quello che ci potrà servire. Un'altra cosa utile è sicuramente un sottofondo musicale adeguato, ma a quello ci pensiamo noi, e poi un bel caffè, un bel estratto di frutta e verdura che in questo periodo sono colorate e favolose anche per darci la carica giusta. Tra le pulizie giornaliere i consigli sono quelli di dare una passata veloce alle superfici, soprattutto per quanto riguarda il lavandino e i ripiani che sono a diretto contatto con il cibo. Vi basterà un panno morbido in microfibra imbevuto di acqua calda e un po' di detergente. Ovviamente poi non è possibile pensare di pulire giornalmente all'interno di credenze, dei cassetti, ma ci sono alcuni luoghi dove i germi si accumulano più facilmente e ai quali è necessario prestare attenzione quotidianamente. Potete semplicemente preparare magari uno spruzzino con una miscela di acqua e aceto, oppure acqua e detersivo, per pulire tutti i giorni magari il lavabo, il piano di cottura, il piano lavoro dove sono caduti magari residui di cibo. Ma adesso andiamo un po' a scoprire anche più da vicino come fare per tenere sempre pulita la nostra cucina. Oltre all'importanza di avere magari sempre una scopa insieme agli stracci a portata di mano, magari da tenere sempre a portata in uno degli angoli un po' più nascosti della nostra cucina, l'importante è pulire anche a fondo, magari non giornalmente, magari giornalmente solo una passata, ma più profondamente anche poi il piano di cottura. Adesso siamo vicino a Virginia, siamo immersi nella nostra cucina country un po' shabby chic, per mostrarvi un po', anche darvi qualche consiglio per pulire al meglio questo piano cottura. Ad esempio questo è un piano cottura SMEG di qualità medio-alta con acciaio inox, quindi molto semplice da pulire. Infatti la pulizia dipende anche dal livello qualitativo proprio dell'acciaio. Possiamo, per pulirlo, rimuovere le piastre dei fornelli e le griglie e lavarle con acqua calda e detersivo per i piatti. Se le piastre sono molto unte, potete preparare anche una soluzione con un mezzo litro di acqua calda, 5 gocce di detersivo per i piatti e un bicchiere di aceto bianco. Immergete un panno in microfibra, strizzatelo e passatelo sulle superfici. Questa stessa soluzione potete usarla anche per sgrassare le superfici del piano cottura utilizzando una spugna nella parte non abrasiva, quindi non utilizzate questa parte in questo caso con questa spugna verde, ma utilizzate la parte gialla per non andare proprio a rovinare la qualità del vostro piano. Poi passiamo anche a un altro importante elemento della nostra cucina, stiamo parlando della nostra amica K, una parte della cucina che assorbe grasso e molti odori. Utilizzate un panno umido e uno sgrassatore, assicuratevi di risciacquare bene il prodotto e di asciugare poi con un panno pulito. Per una pulizia profonda potete poi rimuovere i filtri della K, immergerli in acqua calda oppure nella lavastoviglie e utilizzando magari del sapone con i piatti, strofinateli con un panno e lasciateli asciugare. In questo caso qui da Virginia abbiamo una cappa in legno, quindi meglio utilizzare dei prodotti meno aggressivi rispetto ai prodotti tradizionali, perché come sapete il legno è vivo e quindi bisogna sempre trattarlo al meglio. Importantissima, come vi dicevo prima, anche la pulizia del nostro lavandino, il nostro lavabo in cucina che, come sottolineo, deve essere pulito quotidianamente, ma prima di iniziare lavate tutti i piatti, quindi no ai piatti in lavandino, lasciati lì magari per più tempo, ma prendeteli, gli date una sciacquata oppure li riponete magari nella lavastoviglie e poi li mettete ad asciugare al loro posto. Per la pulizia del lavandino, dicevamo, pulite a fondo con uno sgrassatore e una spugnetta tutte le parti del lavabo. Quindi ad esempio se aveste alcune parti in acciaio, aiutatevi con un detersivo anticalcare per evitare che si formino aloni in superficie oppure incrostazioni. Pulite bene anche il rubinetto e asciugate le chiazze d'acqua con un panno asciutto. Ad esempio invece qui dalla nostra Metropolis, questa cucina dominata dal Neolit, abbiamo questo lavabo ingresso integrato con un piano che non è delicato e quindi può essere igienizzato perfettamente con una passata di un panno in microfibra e qualche goccia di detersivo. Facile da pulire e facile anche da tenere igienizzato.
Croce delizia della nostra cucina e anche punto importantissimo da tenere sempre pulito è il nostro frigorifero. Ad esempio qui siamo nella nostra cucina Infinity, che avrete visto anche nelle scorse puntate, vi avevamo raccontato come mettere gli alimenti a posto in frigorifero. In linea di massima è consigliabile pulire a fondo il frigorifero una volta al mese, il che significa svuotarlo e lavare ogni ripiano con cura. L'operazione diventa molto facile se tenete in ordine questo elettrodomestico, evitando di accumulare al suo interno ogni genere di alimento. Per pulire poi correttamente il frigorifero, per prima cosa svuotatelo del tutto, gettando ciò che è scaduto e ha creato magari qualche muffa. Preparate una soluzione con acqua e bicarbonato e con una spugna spargetela strofinando le superfici, soprattutto dove ci sono macchie oppure anche residui di cibo. Non tralasciate l'interno dei cassetti, ma sfilateli e puliteli con cura a parte. Se il frigorifero avesse un cattivo odore, poi potete lasciare una scatolina aperta con del bicarbonato su uno dei ripiani centrali del frigorifero, ma attenzione poi a quando andate di nuovo a riporre i vostri alimenti. Assicuratevi poi che ogni alimento sia ben chiuso e che non emani odori. Utilizzate contenitori ermetici e pellicola trasparente per avvolgere cibi già aperti. Ad esempio, un piccolo vademecum è quello di sistemare frutta e verdura negli appositi cassetti del frigorifero, carne e pesce nei ripiani più bassi, mentre formaggio, yogurt, burro e simili nei ripiani di mezzo, mentre i piatti caldi o magari sottaceti nei ripiani poi più in alto. Chiudiamo la nostra rassegna dedicata agli elettrodomestici e alla pulizia qui da Metropolis, la nostra cucina caratterizzata dal forno a vapore. È proprio di questo che andiamo a parlare, del forno. Infatti, in particolare questo, essendo un forno a vapore, è facilmente pulibile perché sviluppando proprio vapore nella preparazione delle ricette, già il vapore che si forma ci aiuta nella pulizia. E poi già cliccando potete vedere un po' come funziona. Questo forno a vapore della Electrolux, questa estetica matte, ha 14 funzioni di cottura con 180 ricette preimpostate, quindi per la preparazione di pane, pizza, ma anche per l'essiccazione di vari alimenti e la sterilizzazione di conserve. Quindi bellissimo, facile da pulire e perfetto per preparare le nostre ricette. È tutto quindi per oggi dalla nostra rassegna qui dedicata alle pulizie di primavera da Mobili Fratelli Turina, che vi ricordo trovate in via Baiamonti 103 a Trieste, sempre con tantissimi consigli, tantissime soluzioni a 360 gradi, non solo per la cucina ma per tutti gli ambienti della casa. Andateli a seguire anche sul sito, sui social, troverete poi tutte le informazioni anche qui, sempre ogni settimana a Radio Chef. Per prendere un appuntamento anche per venire a scoprire tutte le offerte, chiamate il numero 040 81 53 61 e potrete venire a visitare anche voi, come faccio io ogni settimana, queste bellissime cucine. Intanto da Mobili Fratelli Turina è tutto, io restituisco la linea alla regia. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima.
E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming. È tempo
quindi di ritornare alle nostre ricette qui a Radio Chef e lo facciamo insieme alla nostra mini chef Giorgia, anche questa settimana in collegamento con noi. Ben ritrovata intanto Giorgia, buongiorno. Buongiorno Barbara, buongiorno Maria e buon giovedì a tutti i radioascoltatori. Come state? Benissimo, pronti, pieni di energia e pronti ad andare a sentire anche la tua ricetta. So che questa settimana sei andata a unire un po' degli ingredienti speciali da portare in tavola per andare a creare un pranzo ricco di equilibrio. Esatto Maria, oggi vi proporrò una pasta buonissima che ho preparato con le mie manine e quindi oggi andremo a preparare la pasta con le lenticchie, un piatto tipicamente invernale, però visto con questi giorni freddi di quasi inverno, anche se siamo in estate, ho voluto prepararla. Hai fatto bene, quindi andiamo a sentire intanto, so che hai preparato anche qualche curiosità per noi e poi siamo pronti ad andare a preparare anche la ricetta. Ok, allora la pasta con le lenticchie è una storia davvero antica, quella della pasta con le lenticchie, considerando che si tratta del più antico legume coltivato dall'uomo. Addirittura si parla delle lenticchie nel libro della Genesi. Erano già diffuse all'epoca degli Egizi e non mancavano mai sulle tavole dei Greci e dei Romani, ma a mangiarle erano principalmente i poveri, però, visto che appunto era un piatto povero. Il poeta Catone fu il primo a spiegarle come cucinare, e mentre nel Medioevo erano usate in sostituzione della carne, visto che contengono tante vitamine, ferro, eccetera. Oggi invece si associa questo piatto alla ricchezza, infatti la loro forma si ricorda un po' le monete d'oro. E mangiarle al cenone del Capodanno a mezzanotte porta fortuna, di buon auspicio, però si deve, purché non ci sia l'olio, e si mangiano con le mani, perché è tradizione, così come con le mani si tocca il denaro. Si ritiene che la pasta con le lenticchie sia una ricetta tipica dell'Umbria, perché per chi non lo sapesse esistono ben 8 varietà italiane di lenticchie e in base al tipo si differenzia il metodo e la tempistica di cottura, varia di regione in regione naturalmente. Infatti cosa c'è di meglio di un bel piatto caldo di pasta e lenticchie quando fuori fa freddo e piove, come ho detto prima, visto il tempo che ormai ci stiamo abituando a trascorrere così, quindi possiamo prendere ferro, vitamine, fibre con le lenticchie, sono da sempre considerati infatti un ottimo sostituto della carne. La pasta consigliata sono direi anche difficile da pronunciare, sono i ditaloni, i rigati, ma spesso viene usato anche i tubetti, come ho usato io, o gli spaghetti. Adesso io posso dirvi anche di accompagnarlo con un buon vino rosso, perché si sa con i legumi i vini rossi si sanno sempre bene. E io direi di andare anche a dire la ricetta. Questo te l'ha consigliato tuo papà, l'ultimo consiglio? Sì, esatto, è un ottimo assaggiatore. Lo consiglia papà a tutti gli amici, ecco, a tutti gli amici di Radio Chef. Bene Giorgia, allora andiamo a preparare la nostra ricetta, raccontaci come fare. Allora, prendo il foglio in mano e vi comincio a dire tutta la ricetta. Ci vorranno 200 g di pasta tipo tubetti, 500 g di lenticchie rosse, 1,5 litri di brodo vegetale, 2 pomodori, una cipolla, aglio, quanto basta, rametto di rosmarino, quanto basta, 10 g di prezzemolo, una carota, sale, 20 g di olio extravergine d'oliva. Bucciate la cipolla e affettatela sottile. Pelate e tritate uno spicchio d'aglio. Lavate il prezzemolo e tritatelo al coltello su un tagliere. In una pentola scaldate l'olio con la cipolla e l'aglio. Appena la cipolla diventa trasparente, bagnate con 2 cucchiai d'acqua e lasciate cuocere 5 minuti. Aggiungete i pomodori e datini, mescolate, unite le lenticchie e un cucchiaio di prezzemolo tritato. Fate insaporire mescolando e quindi versate nella pentola tutto il brodo caldo, un pizzico di sale, rosmarino, la carota pelata intera e portate a cottura in 30 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiungiamo la pasta e facciamo cuocere per il tempo indicato. Poi serviamo su un piatto a fondo con una grattugiata di parmigiano pecorino. Beh, direi un'ottima ricetta, poi da grande amante dei legumi non posso che andare matta per questo piatto e ti ringrazio quindi Giorgia per la ricetta, ti ringraziamo. E prima di salutarci, tu le hai mangiate le lenticchie a Capodanno? Sì, io le ho mangiate. Benissimo. E devo dire, sono uno dei miei piatti preferiti, la pasta con le lenticchie, quindi mi ha fatto molto piacere anche assaggiarle, mangiarle. Ottimo. Sono anche... E allora andiamo a gustarci anche questo piatto che ci hai proposto oggi. Giorgia, grazie per essere stata con noi anche questa settimana, ti mandiamo un grande abbraccio e ci risentiamo poi il prossimo giovedì per andare ad arricchire ancora il nostro ricettario.
Un bacione e un abbraccione a tutti gli ascoltatori e a voi là in studio. Vi mando un grandissimo abbraccio virtuale. Ci sentiamo il prossimo giovedì con una nuova ricetta. Ciao! Grazie Giorgia allora per questa interessante ricetta della pasta con le lenticchie che a me piace moltissimo, anch'io la preparo quando posso, perché magari quando preparo le lenticchie ne faccio un po' di più, un po' che le mangio come contorno, un po' che le uso per la pasta, che è molto apprezzata anche in famiglia. Oltretutto anche i legumi ci possono essere utili nello sport. E a proposito di colori, Claudia, ti chiederei un paio di minuti fare una piccola panoramica sui colori dei legumi. Beh, è vero, anche i colori dei legumi. Infatti ricordiamo ad esempio i fagioli neri, che anche loro hanno le loro proprietà con questa colorazione scura che ovviamente contiene delle sostanze, degli antociani. Poi per quanto riguarda, ecco, forse più che poi una questione di antiossidanti è una questione proprio dei minerali che contengono. Ricordiamo anche che poi i legumi, essendo anche così che si possono conservare anche secchi o si possono trovare adesso benissimo surgelati, si possono mangiare tutto il tempo dell'anno e devono costituire effettivamente, forse più che un contorno, un vero e proprio secondo. Forse è arrivato il tempo di considerarli effettivamente un secondo piatto. Sono le proteine vegetali, sono costituenti principali dei piatti dei vegani. Ricordiamo allora, visto che ne parliamo anche di colori, che ad esempio si possono creare anche delle ottime creme, ad esempio proprio anche con le barbabietole rosse o con le rape rosse, e magari ecco delle creme di fagioli cannellini che magari frullati assieme a queste barbabietole rosse possono creare proprio una particolare colorazione che piace anche molto ai bambini, che diventa fluo. Fantastico. E quindi un fucsia e così magari possiamo avvicinare anche i bambini a conoscere, ecco, questi legumi, che comunque insomma sono sempre degli alleati preziosi della salute per i sali minerali che ci forniscono. È una buonissima zuppa di ceci, aspetta più tardi anche me e la nostra Fiorella, insomma, che si occupa dell'amministrazione Radio Punto Zero. Io approfitto anche per ricordare che qui in radio ci siamo noi, quelli che vedete adesso anche, oltre che a sentire ogni giorno, ma dietro noi c'è un validissimo staff che ci supporta sempre e che io voglio ringraziare, approfittare per ringraziare anche in queste dirette, dal marketing all'amministrazione, alla parte tecnica, all'alta frequenza e molto altro. E allora torniamo anche a parlare, prima di salutare la nostra Maria, che oggi ci ha regalato insomma tutti i suoi consigli dall'azienda agricola del Zotto. Ricordo il nostro calendario lunare, siamo in fase di luna crescente, ricordo che avremo la luna piena il 26 maggio, luna crescente, quindi oggi e domani ci occuperemo di ginnastica mirata, ma anche di ottimi massaggi profondi, bene anche dei bagni aromatici e la cura del corpo, mentre da sabato fino a lunedì ci occuperemo di rilassare e tonificare il nostro corpo con, per esempio, dello yoga per chi lo pratica, o anche per chi non lo pratica potete magari utilizzare delle posizioni di base dando un'occhiata ai vari tutorial anche su YouTube. E infine a una dieta leggera. Cosa consigli per una dieta leggera questo fine settimana di luna crescente? Beh, sicuramente ecco un menù che varia sicuramente come ortaggi. Inseriamo i nostri belli asparagi, gli agretti, anche i porri, che possono essere ecco sicuramente delle piante che favoriscono la detossificazione. Adesso è tempo di borragine e di ortica come erbe selvatiche. Vero. Quindi sì, introduciamo anche il tarassaco o tarassaco, e quindi introduciamo queste erbe ricche, verdi, preziose, e poi via di tutti i colori che abbiamo ricordato tutto oggi, perché oggi è veramente stata un'esplosione in questo mangiare consapevolmente per quanto riguarda veramente tutti gli ospiti. Verissimo, tutti. Un'esplosione di bello e di colori e anche di consigli. E quindi chiudiamo in bellezza proprio con Maria e l'azienda Luca del Zotto. Anche voi vi vedo preparate, insomma, con dei bellissimi cesti. Sì, Barbara, vedevo poi la nostra Emanuela annuire a ogni parola di Claudia mentre
raccontava la dieta anche da seguire magari in questo fine settimana. Verissimo. Emanuela, come vuoi chiudere questo appuntamento? Ma non lo so, vediamo. Cioè, volete che vi mando qualcosa in redazione? Volete assaggiare, assaporare qualcuno dei nostri prodotti? Cosa vi fa voglia? Beh sì, ovviamente se ci mandi qualcosa in redazione siamo tutti contenti, il nostro regia video, la nostra nutrizionista, è sempre stato un grandissimo successo, ma ti ringraziamo anche perché ci hai insegnato anche nuove modalità per gustare i tuoi prodotti, oltre a ricordarci quanta differenza può fare la qualità. Bene, grazie, tanti saluti a tutti. Ciao. La prossima settimana, poi anticipo io, continueremo a parlare di fragole, queste profumatissime fragole che io mi ritrovo qui davanti oggi. Continueremo a parlare naturalmente dei nostri asparagi, questi bianchi marchio Deco, e vi faremo magari anche una sorpresa rispetto alle nostre profumatissime fragole. Io ringrazio Emanuela, ringrazio l'azienda agricola Luca del Zotto per avermi ospitato oggi qui a Cordenons e invito naturalmente tutti i nostri ascoltatori a passare a trovarli, a passare ad assaporare i frutti della terra direttamente raccolti e portati qui tutti per voi, e saluto anche tutti gli amici di Radio Chef che ci hanno seguito oggi. Non poteva non finire con un'esplosione di colori. Ciao Emanuela e ciao Maria, grazie per essere state con noi. Ciao. Era una bella esplosione di colori quella dell'azienda del Zotto, Claudia, e chiudiamo anche noi in bellezza in questa puntata di Food Porn. E allora niente, dobbiamo imparare così. Buon pranzo, mangiate consapevolmente e provate per credere. Esatto, belli e buoni. Ricordate che tutte le informazioni, tutto quello che vi abbiamo raccontato lo troverete anche sull'articolo che prepariamo ogni settimana sul sito radio.0.it. Potrete rivedere questo video sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube. Se volete scoprire anche che cosa succede nei nostri studi durante la diretta, date una sbirciatina alla nostra storia anche su Instagram. Ci sentiamo e ci ritroviamo la settimana prossima con Radio Chef, sempre alle 12. Una buona giornata a tutti.